Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Signori, io stavo tornando da lavoro e mi sono detto, ma sai che c'è? Voglio fare uscire un video perché mi va proprio di parlare di questo nuovo allenatore del Napoli, di Antonio Conte, perché sì ragazzi, è iniziato il ritiro estivo, ne abbiamo parlato poco perché si è parlato tanto di calciomercato e si continua a parlare tanto di calciomercato. Questo lo dobbiamo dire perché il Napoli sta facendo un grande calciomercato. Oggi è uscito il nome di Greenwood, anche se sarà molto difficile secondo me portarlo al termine questa trattativa, perché il Marsiglia non si è defilato, la stessa Lazio non si è defilata, quindi staremo a vedere. Però io volevo parlare un attimo di questo ritiro estivo, no? Perché vi voglio parlare di questo ritiro estivo? Perché si è tanto parlato di questi allenamenti di Antonio Conte e via discorrendo. E ragazzi, questi allenamenti di Antonio Conte sono veritieri. Gli sta facendo sudare l'anima, gli sta facendo uscire il sangue per il culo, gli sta massacrando, li sta massacrando. Stanno scontando tutto quello che non hanno scontato la passata stagione. Io amo questo tipo di allenatori, che ti vengono a prendere nella mente, ti vengono a leggere nella mente. Per arrivare al successo bisogna fare sacrifici, e questa è la cosa che io amo di Antonio Conte, perché grazie al sacrificio si arriva poi al risultato, si arriva a migliorarsi, perché noi dobbiamo pensare questo, la passata stagione io non ho mai visto, ed il ritiro estivo me lo sono visto ragazzi, tutto la passata stagione, proprio per vedere Garcia come approcciava gli allenamenti, come si focalizzava sui giocatori. Io l'anno scorso non ho mai visto i giocatori del Napoli, anche quando c'era Spalletti, con la lingua di fuori al secondo giorno, anzi al primo giorno, al primo allenamento, al primo allenamento i giocatori del Napoli avevano già la lingua a terra. Ed era un allenamento di scarico, non era che era un grandissimo allenamento, era un allenamento di scarico. Conte li sta facendo sudare in una maniera allucinante, ed è bene, ed è giusto così, ed è veramente giusto così. E io quando sento dire il doppio allenamento, però poi non c'è modo di fare le foto con i giocatori, sti cazzi, loro devono scontare tutto quello che non hanno scontato la passata stagione, tutto. E io mi sto aspettando i giocatori che arriveranno dall'Europeo e dalla Coppa America. Lì li voglio vedere Di Lorenzo che suda l'anima, voglio vedere Kvara con la lingua in terra, voglio vedere Lobotka sudare il triplo di quello che ha sudato la passata stagione, perché solo così il Napoli può ritornare ai vertici del calcio italiano, perché una stagione malaugurata ci può stare. Dopo 13 anni, 14 anni di fila in Champions League, in Europa League, quel che sia, ci può stare una stagione no. Però ecco, Conte non è quell'allenatore che ti fa passare tutto. Conte già dagli allenamenti che sta portando ai giocatori del Napoli, a Napoli, è già un salto di qualità clamoroso, Addirittura è uscita la notizia: pranzo e cene sono off limits per la famiglia De Laurentiis, ovvero nessuno della famiglia De Laurentiis che non sia del gruppo squadra non può entrare, perché anche lì si parla di tattica, anche lì si va a parlare di gioco, si va a parlare di tutto. Conte vuole creare un gruppo unito, coeso, come lo fece Luciano Spalletti, e questa è una cosa che io ammiro tantissimo, ammiro veramente tanto, e ammiro soprattutto la voglia che ci stanno mettendo i giocatori, stanno morendo, ma a me così mi piace, così significa allora che ci volete mettere impegno per la prossima stagione. E ragazzi, così va bene, così doveva essere la passata stagione, dovevate sudare la maglia anche la passata stagione. Però quando c'è allenatore e un signor allenatore, queste sono le differenze. Conte sta facendo un massacro calcistico, naturalmente, li sta massacrando sotto ogni punto di vista.
Io ho visto la scena di che si va a prendere Lindstorm, se lo chiava sotto il braccio e a staccare. Che dire, un video breve, ma ci tenevo a farlo. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao,